Il quotidiano nazionale La Stampa ha pubblicato un articolo online con una mappatura delle possibili zone atte ad ospitare i depositi di scorie nucleari. Escluse le regioni sismiche, quindi Emilia-Romagna, Marche e Umbria, sarebbero fuori anche Sardegna e Sicilia per motivi economici. Papabili invece il Molise, la Basilicata, la Campania, la Puglia e il Lazio. Il deposito nazionale troverà collocamento a 90.000 metri cubi di rifiuti. Di questi 75.000 metri cubi sono scorie a bassa e media radioattività e 15.000 metri cubi sono ad alta radioattività. Per quest'ultima categoria si tratta di uno stoccaggio temporaneo e non definitivo. Oltre a motivi di sicurezza civile e ambientale, la raccolta delle scorie atomiche in un'unica struttura è legata anche al rispetto delle direttive europee. Il 60% dei 90.000 metri cubi di scorie deriva dall'attività di dismissione dei 4 impianti nucleari non attivi e presenti nel nostro paese. La centrale di Latina, nel Lazio, ferma dall'86, quella di Trino nel Vercellese, in Piemonte, spenta nell'87, poi c'è quella di Caorso in Emilia-Romagna, chiusa lo stesso anno. C'è poi la centrale del Garigliano in Campania, fermata prima del 78 per motivi tecnico-amministrativi e poi definitivamente nell'82.